In piazza per il lavoro, la dignità, l'uguaglianza, da tutte le parti d'Italia, in 12.000 dal Veneto, partiti da ogni provincia, con la rabbia e la voglia di farsi sentire. Sotto la bandiera della CGIL a Roma, una follatissima piazza San Giovanni ha mandato un messaggio preciso al Premier Matteo Renzi e al suo governo, e lo ha fatto per voce del segretario nazionale del più grande sindacato italiano. Si sappia, alla Leopolda e a Palazzo Chigi, noi non deleghiamo a nessuno le questioni del lavoro. E se qualcuno, come ci appare in queste ore, è perennemente ossessionato dal numero 80, noi saremo ossessionati dalle percentuali della disoccupazione. Sciopero subito, la richiesta della piazza che non vuole più aspettare, e tra le migliaia di persone dal Veneto i lavoratori della Electrolux e di Permastelisa. Tra la folla anche il segretario veneto Elena Di Gregorio. E credo che il governo e Renzi dovrà ascoltare questa piazza, questo popolo che è sceso, che è qui con noi, con la CGIL, per cambiare le politiche di questo governo. Rispetto e cambiamento, dalla piazza dove sfilano i leader della sinistra PD, una richiesta al Premier segretario. C'è bisogno di lavoro in questo paese, non di maggiore facilità per licenziare le persone. Bisogna fare politiche di investimento. Fianco a fianco studenti e pensionati, lavoratori che rischiano il posto, licenziati e occupati. Queste 180 persone senza più un posto di lavoro hanno dato vita a un coro accompagnato da una banda. Nel corteo anche i lavoratori di Meridiana che spiegano con uno striscione tutta la loro amarezza. In 1300 in tutta Italia hanno perso la loro occupazione. Loro, un esubero, lo sono già.